Good evening, ladies and Chamberlain, siamo tornati. STL, quinta tappa, Sardinia Tekken League. Cominciamo con il Pulse, ovviamente. Il nome dei primi due partecipanti di stasera li vedete già scritti sul monitor. A sinistra Centocchi, sì, perfetto. E a destra invece Mao, quindi cominciamo già con i ragazzi di casa Computer Point. Ovviamente si comincia FT3, FT2. Ho detto una castroneria. Centocchi non so con chi partirà. Probabilmente Mao, scelta a sorpresa di Koneyashi. No, fermo. Facebook. E in questo preciso istante, anzi tra pochissimo, saremo anche su Facebook in diretta. Stiamo per partire. Come vedete nel menu c'è ancora il punteggio di 10-7 del Poison Match di pochi minuti fa, vinto da Death Adder senza ritegno, è il caso di dirlo. Ecco, in questo momento siamo anche live su Facebook, quindi salve a tutti quanti, salve a tutti belli e brutti, good evening ladies and Chamberlain. Centocchi si tenta Levo Long e Mao rimane fedele, pensavamo Yachi invece rimane fedele a Kazuya. Stanno per cominciare e si va subito di stage aperto, Infinite Azure, quindi niente muri, niente di niente. Quale Infinite Azure? Okay, no, il primo Infinite Azure. Ancora non è il momento per il secondo, perché se siete familiari con la scena sapete che gli Infinite Azure sono diventati due, con tutto ciò che ne consegue. Pronti per cominciare, i primi spettatori si avvicendano per questo primo match dei Pulse. Parte subito aggressivo Centocchi, che per tutta risposta si prende una fracca di cazzotti, ma riparte subito all'attacco in float e continua a flottarlo. Un bel lavoro da parte di Centocchi, che ricordiamo è considerato il risultato anche della scorsa tappa, è il rookie di punta dei New Challenger, arrivato settimo dopo anni di noni posti. Tanto bello il loper e parte in float, bel lavoro, parte molto bene, si trova decisamente in forma con lei, dal fatto suo Rage Drive che va alle ortiche, ma c'è il float, attenzione però, si fa trovare pronto il basto che non entra, peccato, era partito molto bene Centocchi, purtroppo per lui l'ha presa in quel posto, per usare un tecnicismo. Mao è pur sempre uno degli atleti di punta del Computer Point Gaming Team. Credo che questa volta non si sia optato per gironi misti, quindi niente più girone di New Challenger. Intanto trottola col medio e mi sa che sta arrivando il perfect, eccolo qui. Non ha tardato ad arrivare il perfect di Mao a rimettere in chiaro le cose. L'elettrico che entra, ancora però parte in float, ha le sue combo di fiducia Centocchi che funzionano bene però. Bello il side step, attenzione, tratta lo stile della gru, cambia di nuovo stance, ma gli manda alle ortiche Rage Drive, attenzione, più competitivo di quello che mi aspettassi questo. Attenzione però il calcio a martello che entra, parte il float, bella la parata, attenzione, niente da fare sul crash. Il primo punto per Mao, 1-0. Per l'amor del cielo evitiamo uno sweep.
Speriamo bene. Tanto si ricomincia già per il secondo set. Tanto parte di nuovo il float, Centocchi. Attenzione però, la testata, la presa che non viene skippata era in... La stance sicuramente non gliel'ha permesso. Attenzione allo sweep. Low kick che non entra. Riparte ancora il cacciamartello troppo lontano. E via ancora il sweep, il medio. E il primo punto di questo secondo set va a Mao in scioltezza. Ancora. Si insiste, low kick che non entra, entra però il medio. Si fa trovare impreparato. Ancora lo flotta Mao. Cambia la stessa, bello lo side step. Sweep e continua a flottarlo. Si insiste sul float, l'elettrico sparato così tanto per. Attenzione il basso. Occhi che chiude anche il secondo round. Siamo 2-0 in questo secondo round. Era partito molto bene Centocchi. Non vorrei che si sia demoralizzato dopo. Bello il dropkick. Quasi in sidestep, quindi era discretamente homing. Però adesso ancora continua a flottarlo Mao. Un po' di spacing, 38 sul cronometro. Ottimo lavoro da parte di Centocchi, che però non completa il float. Niente da fare. Mi sa che la soffre un po', riparte la combo però. 22 sul cronometro, rage drive a vuoto. Il basso ed entra, strappa un round Centocchi. Mao che è già un bel risultato. Lo flotta agevolmente. Sbaglia però il colpo, si riposiziona rapidamente. Attenzione, trova l'uppercut per far partire il juggle. Continua a flottarlo. Già cicciata fuori metà barra. Attenzione però, sbaglia i tempi. Continuano ad arrivare gli spettatori. Nel frattempo anche qui metà barra che va alle ortiche dopo. Attenzione, cambia la sense, entra stile della gru. E si trova 2-2. Strappare un round a Mao era già un'impresa per Centocchi, ne ha già strappati 2. Forse gli strappa pure un set. O forse no, attenzione. Elettrico che non va. Ottimo però l'assenso di posizione di Centocchi, che ora trova il juggle, lo flotta, insiste. E anche la charge. Ancora, attenzione, lo può flottare, continua. Lo aspetta e gli strappa anche il set. 1-1. Onestamente prima sorpresa di giornata. E siamo 1-1. C'è un cambio stage, Howard State, quindi si passa da uno spazio libero a uno spazio confinato con infinite opportunità di wall crash. E vediamo adesso come si evolverà. Come si evolverà il match. Che chiaramente adesso è arrivato a un match point. Strappare una vittoria. E Zio Edo supporta Centocchi con un bel bravo Lorenzino. Subito parte all'attacco, bella la finta. Bello anche il medio però di Mao, che decide di flottarlo a muro. Il calcio a martello chiuso, chiusissimo. Centocchi che trova, o meglio ci prova a trovare l'occasione. Hop kick, lo juggle, va in juggle, lo flotta anche. L'elettrico che però entra e mi sa che chiude i conti. Primo round per Mao. Molto coraggioso oggi Centocchi, ma ancora non ci siamo. Ancora attenzione, prova la combo, non entra neanche un singolo colpo, al contrario quelli di Mao entrano dal primo all'ultimo. Helisweep pure col medio. E continua a insistere. Chiude un perfect per mettere in chiaro le cose.
Mao estremamente rilassato, doppio elettrico in juggle, ancora, lo flotta pure, lo porta a muro. Ancora lo sbatte, continua a insistere, combo col muro, un wall crash, si rifà sotto Centocchi, cambia stance e lo flotta di prepotenza, si fa sotto, continua a flottarlo, lo flotta a muro, wall crash e in mezzo pure il Rage Art. Esecuzione da applausi, ma ancora non basta. Centocchi è nel suo ambiente, però si fa allegramente inchiappettare dal Rage Drive ed è 2-1 per Mao. Prova assolutamente da applausi però di Centocchi. Se l'inizio è così, il resto non so cosa aspettarmi. E Mao rimane in postazione. Mao oggi vuole fare double duty. Contro Clever Simo, quindi un... Clever Simo, quindi un main king. Vediamo se manterrà la sua... manterrà l'idea di continuare con King, o invece opterà per qualcosa per qualcosa di diverso. Ignoro quale possa essere l'idea di Clever Simo. Vediamo. Vediamo cosa sceglierà Clever Simo. Mi sa che rimane sul classico, rimane su King. E Mao fa altrettanto con Kazuya. Allora, vediamo quale sarà lo stage. Bello, Brimstone and Fire, quindi una situazione un po' ibrida, diciamo. E vediamo chi la spunta. Siamo pronti per cominciare. Subito la combo di Mao che non lascia scampo, però King si fa trovare pronto. Continua a colpire però. Low kick che non entra. Bella la combo, lo flotta Clever Simo. Manca completamente il colpo caricato e lo flotta nuovamente. Senza troppi complimenti. Bello il power crash. Rage Drive con Axe Handle e via con... bella la combo. Attenzione però, mi sa che non c'è niente da fare. Il primo round va in scioltezza a Mao. E ancora Jaguar Step che non stutisce molto effetto, però riparte il float al volo. Running Powerbomb. Decide di continuare. Bello il colpo a muro. Ancora insiste, bello Jaguar Step di evasione, però niente può contro l'Airship, l'elettrico che entra e parte anche il flottaggio. Parte di studio l'Axe Handle che non entra, arriva alto ma niente da fare. Power Crash, altro Jaguar Step. Ancora però chiuso a muro Clever Simo, spreca il Rage Drive ed è 2-0. Siamo già al terzo round del primo set. Clever Simo ci prova, takedown che non entra, niente figure 4. Ancora il basso, non entra, rientra invece l'elettrico e di nuovo Mao flotta, Clever Simo la porta di nuovo a muro e via di wall crash. Molto chiuso all'angolo Clever Simo in questa situazione. Ancora
Colpi che non entrano. La presa. Che particolare semplice. Chicken wing. Chiude così però. Stava per partire una combo interessante però. Lo flotta ancora Mawo. Per chiudere. Attenzione. Molto prevedibile il Rage Art. Ed è chiusa. Così. Il primo set. 1-0 per Mawo. E ancora ritorniamo sul secondo set. Ancora insiste Mawo che trova la figure, trova il single leg crab STO e chiude la combo così senza insistere. Potrebbe pagare questa decisione. Pound strike, continua la combo. Si rifà sotto però Mawo che lo flotta. Rage drive che viene sparato, però rientra l'elettrico e arriva Muro a chiuderla praticamente. E invece no. Clever Simo con un comeback di un certo livello. Jaguar Step che non evita però il medio, ancora però lo flotta. Lo aggancia al volo, ancora running powerbomb. Ha cercato l'occasione, non l'ha trovata, continua combo Jaguar Step per fare distanza, lo spintona. E arriva l'unblockable da dietro. Lo stomp e anche lo Shining Wizard. Eppure il moonsault che viene però fermato a metà strada. Da Mawo che ne approfitta per flottarlo. E arriva il 2-0 di Clever Simo. Potrebbe essere più equilibrata di quello che sembrava. E ancora però la presa che viene skippata da Clever Simo. Meglio non giocare a fare le prese con... Chi è stato? È stato un piccolo errore, cose che succedono in questi contesti. Arriva la spinebuster comunque di Clever Simo. Ancora la presa che viene skippata sul nascere. Ancora ci dà dentro di Alice, canna completamente il Rage Drive. In compenso Clever Simo si porta a casa con 2 great consecutivi. Il secondo set, considerati 2 great consecutivi, penso stesse provando a sbloccare il Dr. B, però non... credo che qui non funzioni. E si va a chiudere con l'ultimo set su Hammerhead. Non proprio uno stage semplice, più che altro per via degli spazi estremamente ristretti. Ed eccoci pronti. Vediamo come si chiude questo match point per entrambi, tra l'altro. Doppia la pound strike. Il medio che arriva su Mawo basso e parte subito il float, wall carry. Usa wall splat. Caccia martello ancora, la presa, centrata in pieno e lo porta a muro e via di combo. Si aggiunge anche lo Shining Wizard. Canna completamente sul Jaguar Step, il basso. Jaguar Step questa volta molto più intelligente. Ottimo senso della posizione di Clever Simo, che si porta a casa il primo round. Ancora la combo. Arriva Tiger Driver. Ci aggiunge anche il Boston Crab. Sicuramente poteva essere una combo più elaborata. La spallata. E attenzione, la presa non viene skippata da parte di Clever Simo, che si sta trovando molto bene con Mawo oggi, lo sta. Dopo il primo punto un po' l'ha sofferto, però adesso si fa trovare pronto. Ma Mawo gli strappa il primo round. Siamo quindi al terzo round. Ottimo Jaguar Step di Clever Simo che evita il basso. Ancora insiste sul calcio a martello. Lo slime che non entra.
colpo simultaneo, altro Jaguar Step per fare spazio di nuovo, ritirata strategica. Molto spacing. Ma adesso, chiuso il muro, Mao trova modo di flottarlo. Canna però il calcio e Silver Simo ne approfitta, ginocchiata al volo, dropkick basso. Ancora Jaguar Step, 20 sul cronometro. E sono 2-1 per Mao. Continua. Adesso vediamo. Ottimo Jaguar Step che evita il calcio, però non evita il medio. Ancora però il medio di Mao che entra. Anche il calcio a martello lo flotta. E ancora esiste. Ancora Palm Strike. Lo porta a muro però. E sono tranquillamente 2-1 per Mao. Ha sofferto un pochettino sul round, ma è finita in fretta. 2-1 per Mao. Addio. Monnetta. Vabbè, che cosa però? Che cosa? Ma la bella procede. Dammi un moneta del certo. Un minuto di attesa per capire chi si dovrà presentare. Devo pensare che Mao continuerà. Farà addirittura un triple duty. E infatti Numero? Tu vuoi il numero? c'è aria anche di big match, visto che arriva uno dei nomi più pesanti della STL, ovvero il caro Andrix. Oggi senza libretto vedo, a meno che non ce l'abbia nascosto da qualche parte. Una non deve giocare, due. Come dice subito. Allora, io uso questa e poi dopodiché non mi chiama Alfredo. Guarda, un po' di sto mandando ragazzi Stiamo per cominciare anche qui. Andrix contro Mao. Mao sta tirando su una bella streak oggi, eh. 2 partite di fila in postazione streaming, 2 vittorie, quindi vediamo un po' che cosa vedremo. Ancora stiamo discutendo gli ultimi dettagli, come sempre. Nel frattempo inizio a cogliere l'occasione per ringraziare innanzitutto IGC, Italia Gaming Championship, che ci sta ostando, Fighting Game Sardinia, che ci sta dando un aiuto gigantesco nel organizzare la STL, poi ovviamente Tekken Sardegna, che
è la spina dorsale della Lega, e ovviamente Computer Point che ci fornisce spazi, attrezzature e soprattutto ha fornito a me la possibilità di essere qui a commentare, mentre nel frattempo ancora stanno lavorando sugli ultimi dettagli. Sappiamo che Hendrix è uno che tiene al suo come si dice, ai suoi attrezzi, non si accontenta di cuffie qualunque, e alle sue. Sto viziato. Aspettiamo che poterci preparare. Ogni volta deve fare spazio. Ragazzi, le partite in streaming cercate di farle un po' veloce, non facciamo lo streaming a nazionale. Sono disattivati i dispositivi Bluetooth nella posizione streaming. Sono stati attivati o sono stati disattivati? Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Ok, credo ci siamo. Ho l'audio che mi va e viene, non lo so. Ok, siamo più che pronti. Siamo di forma Hendrix, ormai abbiamo visto anche dalla scorsa tappa. È diventato ormai main Armor King. Ha approfittato del DLC e sembra che Armor King proprio sia la sua... si trovi estremamente a suo agio con lui. Devil Speed quindi anche qui molto spazi molto stretti, molta poca spazi molto stretti, molte poche possibilità, diciamo molte possibilità di wall flat. Siamo pronti per cominciare. Decisamente show off Armor King per cominciare. E si parte. Vediamo chi fa la prima mossa. E subito Mago ci prova. Il basso di Hendrix prova il somersault. Altro basso somersault che viene fermato da un calcio direttamente nella zona lombare. Ottima l'evasione col moonsault. Ancora il basso, l'ha presa al volo, ma non entra. Frontino, subito si fa per Mago. Via la testata. Mago che potrebbe portarsene a casa 3 di fila. Impostazione streaming. Estremamente difficoltà Hendrix, al contrario di quanto sembrava la scorsa volta. Ma riparte all'attacco, flotta agevolmente. Mago lo porta subito a muro. Distinto proprio di cattiveria. E ci aggiunge anche l'elbow drop. Manca però il colpo decisivo. Lo recupera in velocità però. Siamo 1-1 in questo primo round. Il calcio, il medio che arriva immediatamente. Combo che non entra. Altro basso di Hendrix che continua a insistere. E ancora il calcio al volo che centra il bersaglio. Ancora però l'elettrico. Di nuovo il basso, ancora il basso in combo. Attenzione, ancora l'elettrico. Flotta, continua a darlo a muro. E lo centra in pieno, 2-1. E vediamo adesso se la riesce a chiudere in scioltezza. Mao con Kazuya. Ancora molto spesso. Subito il basso di Hendrix a tradimento. Shoulder tackle. Ancora il dropkick basso. Di nuovo somersault. Non chiude la combo però. Continua a flottare ancora il basso di Hendrix.
Arriva però il colpo. Difficoltà l'elettrico sparato a vuoto. Siamo... Ancora il somersault. Niente da fare, non entra l'ultimo colpo. Altro basso. L'Elsi per il Rage Drive che viene connesso al volo, ma si salva Dio solo sa come Andrix. 2-2. Primo round di estrema sofferenza. Combo di testate. Ancora insiste Andrix. Il somersault non entra. Ancora il medio. Di nuovo il somersault. Moonsault scaricato. Unblockable. Canna completamente tutto però L-sweep. Il medio, la ginocchiata alta e lo flotta da dietro. L'Axendol mancato di pochissimo. Ancora l'uppercut, lo flotta. Il primo punto va ad Andrix. Primo set, facile facile. C'è subito un cambio stage da parte di Mao. Infinite Azure, quindi pochi muri per Andrix adesso. Pochi posti dove nascondersi. E vediamo adesso come cambiano gli equilibri. Round 1. Fight. Pronti per partire, vediamo se Andrix la chiude subito. Mao lotta Andrix in scioltezza. Altro basso. Altro alto. Continua a parare tutto Andrix, molto Counter Striker in questo momento. Altro basso. Dropkick che non entra però viene fermato a metà strada. Ancora il medio. Somersault ancora. Il basso che centra il bersaglio. Hopkick. Ancora lo rolla e giù. Per il primo punto di questo secondo set. Ancora il basso di Andrix. Somersault che non entra neanche l'elbow. Ancora ci riprova. Canna completamente, arriva però il pugno caricato. L'elettrico e via di juggle. Lo flotta. Ancora continua a flottare. L'Axendol che accentra il bersaglio. E via a flottare con il low dropkick. La combo che entra. E c'è l'1-1. E ancora Andrix. Sembra sia un attimino ripreso dopo l'inizio. Il basso che centra il bersaglio, l'altro no però, in compenso c'è l'hopkick, trottola e via col medio, ancora il basso. E ancora il back elbow. Di nuovo il basso e attenzione, aggancia una combo interessante che però non entra. Ancora. Subito un power crash e approfitta della situazione, ma non abbastanza. Il basso, somersault ancora, back elbow che non entra. Flottato al volo. Pugno caricato che non entra e niente da fare. 2-1 per Mao. E ancora. Ottimo il colpo di Mao. Il medio che entra perfettamente. La presa che viene skippata ancora una volta. Ancora il basso che viene parato. E via. Continua a flottarlo anche al volo. Interessante come idea. Ancora il basso. Medio che entra, Footstomp ne approfitta anche per flottarlo e al volo running powerbomb. Niente da fare, di nuovo continua la combo. Lo riflotta. Un basso che serve a prendere le misure. E ancora però sbaglia tutto Andrix. Viene flottato allegramente ed è 1-1 per Mao. Viene chiamato un altro stage. Abandon Temple, vediamo adesso come si evolverà questo match point. Chiedo scusa in anticipo per la snariciata che immagino si sia sentita alla grande. E pronti
subito per il match point. Subito Mauro col basso. Ancora continua a assistere con i bassi Mauro e trova la sua strada, direi. Elettrico, altro basso. Attenzione però, Andrix con la presa. Non viene skippata, il basso che toglie la terra da sotto i piedi a Mauro. Però c'è il basso in pieno di Mauro che trova il bersaglio. 1-0. Ancora il medio, l'elettrico che non entra. Sembra in discreta difficoltà adesso Andrix. La presa che non entra, viene skippata. Ancora basso di Andrix. Combo che viene bloccata sul nascere. Ancora a suon di bassi Mauro continua a insistere. Niente da fare. 2-0. Mauro la vuole chiudere proprio in scioltezza. Tie break per Mauro sicuramente, che ora porta in juggle, lo flotta wall carry e giù di wall splat. Ottima l'uscita però di Andrix. Continua la combo, non entra assolutamente nulla. La presa che viene skippata con un leggero ritardo, ma in estrema difficoltà Andrix. Back handle non entra. Ancora il basso, combo che arriva a metà. Insiste, altro basso in low dropkick. Ginocchiata che canna completamente. Siamo 2-1 per Mauro. Si porta a casa il punto. Mauro chiude con una clamorosa streak di 3. E a sinistra si prepara a sinistra si prepara Reaper. Reaper sì, contro Druega, il nostro chicco nazionale. Siamo pronti. Reaper presumibilmente con Jin. Druega che deve fare il ribellino, che così si tenterà molto probabilmente Akuma, visto che tutte le volte che l'abbiamo visto sempre lì l'abbiamo trovato, sempre con Akuma. Immagino che anche stavolta non farà differenza. Reaper voleva uno strappo alla regola con Giulia, ma sappiamo che non è possibile per via del DLC lock. Reaper con Devil Jin, non Jin regolare, una piccola sorpresa. No, è stato un cambio di idee, anzi un cambio di comandi, non di idee. Reaper rimane su Devil Jin. E Druega invece si punta Akuma. O Akuma o Akuma, dipende da come lo volete pronunciare. Ancora Arctic Snowfall per cominciare l'altro match dei Pulse. Ricordiamo FT2. Come sempre altri spettatori che iniziano ad avvicinarsi.
Vi diamo a tutti il benvenuto. E vediamo adesso demone contro demone. E subito parte bene Reaper, lo flotta in allegria. Prova a insistere ma manca il colpo proprio. Anche Druega carica il colpo, manca la Duken completamente. Il basso. Arriva però il medio e continua a flottarlo alla distanza. Insiste, colpo su colpo. Il primo round va a Reaper molto facilmente soprattutto. Subito una Duken da parte di Druega, che però si becca la vendetta di Reaper, che lo flotta. E ancora insiste violentemente, direi. La Duken che non arriva. Ancora il sidestep. Gli gira letteralmente attorno praticamente. Un altro basso. Continua a insistere, un po' spammone, ma niente da fare. 2-0. E ancora un altro basso. Ottimo lo Shoryuken. Ci prova, ma niente da fare. Ancora trova il medio, lo flotta al basso. Un accenno di Training Circus, ma niente da fare. Non la continua. Dragon decide di non flottare. Lì sarebbe stata una bella idea. Ancora continua invece a flottarlo lì, perché va per lo sweep. Primo punto per lui. C'è subito un cambio stage. Howard di State, forse ancora peggio di quanto potesse andare prima. Vediamo adesso come si evolve la faccenda. Eccoci pronti. Vediamo adesso come si evolverà. Subito lo flotta di prepotenza. Reaper, una Duken che non entra. Ora lo flotta ancora Reaper di prepotenza. Ancora continua a insistere sul muro. Discretamente in difficoltà oggi Druega. Ancora il medio. Di cattiveria pura. Riparte all'attacco Druega. Manca il calcio a martello e parte il Rage Drive. Lo riflotta. E mi sa che anche qui c'è poco da fare. 1-0. E ancora lo riflotta. Il colpo caricato che entra nonostante tutto. E adesso lo riflotta. Pure l'altro colpo caricato. Meta barra se n'è andata così senza problemi. Shoryuken, Hadouken. E di nuovo però riparte Reaper con la combo semplice. Accenno di Training Circus per flottare. E lo porta a muro. Alle spalle paga carissimo. E si prende un altro round Reaper. Niente da fare. Ancora continua a colpire. Lo flotta, porta a muro. Si gira in tempo Druega per evitare il peggio, ma non la seconda volta. Il colpo caricato che entra. Parte all'attacco. Giù ancora a flottarlo in allegria. Kyaketsuken che non entra. Un altro colpo caricato che non entra. Shinaduken, ma non se ne fa nulla. Rage Art un po' improvvida e infatti manca completamente e regala il secondo punto a Reaper, che passa in scioltezza e vince anche questa. Raga, ma ce l'abbiamo la seconda voce per cortesia? Ce l'abbiamo qualcuno libero per fare la seconda?
Ce l'abbiamo una... Andando avanti, sì, questo qua posto. No, devi giocare tutti adesso. Ragazzi, ce l'abbiamo qualcuno... Ho detto, non è con lui, ti alzi tu e giocano loro due. Gabriel salti. Ce l'abbiamo qualcuno libero per fare la seconda voce? Sì, che poi meglio così io. Cioè, devi finire quello in streaming e poi 2 partite di Hyundai in streaming. Intanto qui faccio del finito. 2 mancano solo partite. 2 mancano soltanto le partite. Continuiamo, abbiamo The King of the Rent, Riser contro Koef. Riser detto ultimo per i suoi meravigliosi rosicamenti. Il pirata, ragazzi. Il pirata brontolone Riser. E vediamo di prepararci. Koef con Shine, attenzione, no, sembrava volesse provarsi Shine, invece no, si tenta Kazuya. Reduce dalla pestata imperiale nel Poison Match con The Thunder. Il pirata, ragazzi. Il pirata brontolone Riser. Chiedo scusa per il doppio audio. Succede quando usiamo questo. E vediamo di prepararci. Koef con Shine, attenzione, no. Vediamo adesso. Siamo quasi pronti per partire, eccoci qua. Vediamo adesso Koef con Kazuya e Riser come sempre con Jin. L'elettrico che entra e subito lo flotta di prepotenza. Non riesce a fare wall flat però e si riparte all'attacco Riser. Molto aggressive Riser. Movimenti veloci e calcolati. Sembrava volesse provarsi Shine, invece no, si tenta Kazuya. Reduce ancora per il doppio audio. Riser molto aggressive Riser. Eccolo qua. Siamo pronti per continuare. Intanto il primo round è andato a Koef. Subito, attenzione, bella la combo, ottimo lavoro. Ancora di prepotenza, continua a insistere. Ancora il calcio a martello, flottato di cattiveria. E ancora insiste. Chiude a un altro punto. Direi che c'è poca storia per... c'è veramente poca storia per Riser oggi. E ancora insiste. Insiste Koef. L'elettrico che non entra. Riser ancora però si prende il medio. Forse anche un wall crash? No. Riparte l'attacco Riser che ci prova a tapparlo a trottola. Scelta molto intelligente. Un po' meno quella di usare il Rage Drive, visto che si becca il basso e si perde anche il primo punto. Subito rivincita immediata. Vediamo adesso che cosa ci dobbiamo aspettare. Subito l'elettrico che entra, a parte cercato il juggle che non è entrato. Ancora un po' di sidestep da parte di Koef. Ottimo il basso, Ukizeme. Ottimo lavoro ancora. Ginocchiata in medio che centra il bersaglio, ancora.
Altro basso. Arriva però la combo in risposta. Ancora la trottola. Wall splat. Wall crash. E la musica non cambia rispetto al primo round. Riser però non molla. Niente da fare. Ancora Riser ci sta provando, ma Riser ha tante idee, ma sono sbagliate dalla prima all'ultima, anche se questo non gli impedisce di prendersi un round. E ancora però riparte Riser con il wall crash. Ancora lo flotta. Ci prova ad andare anche per il secondo wall crash. Il soccer kick. E siamo a un tanto così pure dal balcony break. Quindi ancora però di cattiveria pura Riser. Va a prendersi il secondo round. E ora ancora Koif continua a insistere, ma non ci siamo ancora. Koif adesso parte col juggle, lo flotta, lo tiene a terra però. Ottima la combo e parte il juggle di Riser che finisce subito. In compenso quello di Koif non finisce mai. E neanche il float. Balcony break. E sul float 2-2. Ed è final round per Koif. Riser non molla però. Sembra il minimo. Ancora il basso. E di nuovo insiste. Riser è molto aggressive. E ancora niente da fare. Altro ginocchiata al float. Il wall splat che non va. E in compenso ci prova Koif con Rage Drive. E si va in Demon. E ancora insiste. Attenzione però, rischiosissima. Ma entra la Rage Art. Ed è subito 1-1 per Riser. 1-1 per Riser. E si continua su questa strada. 1-1 di nuovo Howard State per il final set. Ottima la combo. Entra bene l'alto di Koif. Entra ancora meglio la combo di Riser. Wall flat che non va. La combo ancora di Koif che trova il wall crash. Insiste ancora, continua, altro wall crash. E c'è tempo pure per il Rage Art che chiude il primo round. Si continua. E ancora la combo di Riser che entra perfettamente. Entra bene anche il medio di Koif che fa partire il float con due elettrici. Trottola ancora il float. Ma c'è il calcio di Riser che risponde. Ancora un'altra combo, il basso che non entra, risponde di nuovo in juggle. La presa che entra ed è 2-0 per Koif. E ancora di nuovo la combinazione. Un altro basso, Kizeme che entra perfettamente. Il medio che viene bloccato invece da Riser. Colpo in simultanea, entra il doppio elettrico. E ancora insiste, ma anche Riser non è da meno. Un altro elettrico, lo flotta. Approfitta del muro. Sbaglia però, gli manca l'ultimo colpo che arriva in ritardo invece. 2-1, si tiene in piedi Riser. Ma Koif ci tiene a tenerlo a bada, soprattutto a tenerlo a terra. Altro basso. Combo completamente a vuoto e un altro wall crash. Continua a insistere. Ha provato la combo sul muro, ma arriva il balcony break. E sul float si fa trovare pronto Koif che chiude con un perfect. 2-1.
Qualcuno libero per fare la seconda? Arriva una seconda voce. Quella? Arriva Fire 2A. E in postazione invece arriva Death Adder, sì? Contro, ancora non l'abbiamo visto, non si sa. Aspettiamo il nome. Ah, Luca, però non lo so. Razer ha avuto... Razer si è fatto valere con Coif, ma Non è bastato. non è bastato, esatto, è mancato il... Forse qualche... È mancato quel quid proprio. Diciamo qualche scelta sbagliata di troppo, diciamo. Pure troppe, direi. Certe combo che non avevano quasi senso di esistere, eppure No, è proprio anche a livello di... se le tentate in maniera quasi scellerata. Aspettiamo notizie. Non so chi sia il... No, Jundel, grazie. È piazzato lì. Sì, infatti, devo presumere anch'io che si tratti di Jundel, ma Quindi al 90%. al 99,9 direi. Sì, fai pure. Sì, direi proprio Jundel. Yes. Vediamo chi prende, visto che ogni volta Jundel, allora, Jundel l'ultima volta... tra Marduk Esatto, si è fatto valere con Marduk. Vediamo se continuerà su quella strada. No, non lo usa perché sono... Carlo, ma sai l'audio? È sempre cuffia? No, lo vuoi sempre cuffia? Certo che sei giusta. Chiamo Chico? Metti la maestra. Mi chiede a Chico il problema delle cuffie, dell'audio senza cuffia. Luca, chiedi a Chico. No, non piace Ah, dai, ce ne sono pochi, sto prendendo anche te, quindi. City Hunter chiede dove sta Firino. Come dove sto? Qui. Eccolo qui, non lo Ma sentivate? non sto partecipando, è quello che mi state chiedendo. Ah, oggi non ci sei? No? Allora tanto vale che rimani qua, che cavolo. Hai Scusami. ragione anche te, ma c'era traffico, è difficile passare mentre la gente... Anche tu hai ragione. E vediamo chi sceglie chi. No, hanno cambiato idea. Come non detto. Forse è per la posizione del... No, forse per i controller, sì. Appunto. Ah, in quel senso, trovo proprio la posizione loro. Ciao, Audi. Dicevo, che stavo dicendo, Fire 2A che a questo punto si unirà a me in maniera permanente al commento, dicevo, Finché sopravvivi. vincitore della tappa dello scorso mese, Sì, gioco. contro una finale non annunciata, tra l'altro, contro... Cavolo, no, non era Reaper, era Andrix, giusto? Yes. Non annunciata e che ha visto tutto il pubblico a favore di Death Adder, anche perché credo che di sto passo credo neanche la mamma di Andrix Può pigliare Giulia. Bob. Non ci credo. Cioè, così, dalla gioia di City Hunter. sarà quindi molto interessante vedere Anche se in realtà al momento penso che sia più... Ok, che niente. cosa dobbiamo aspettarci. Non lo so. Perché è bravo comunque anche con Bob. Death Adder che ci delizia col suo main con Lily, Sì, non poteva fare diversamente. e se riesce a vincere col main di un altro, figuratevi col suo. Contro Jundel che oggi si prova Bob, sempre nella sfera dei ciccioni rimaniamo. Marduk il mese scorso e Bob oggi. Vediamo che cosa dobbiamo aspettarci. Fase iniziali di spacing, parte col l'alto, arriva all'alto invece di Death Adder, il basso anche. Sweep che non entra, altro basso. Tirato dopo. Un po' di flippy shit per Salve. Death Adder che ora diventa un po' più concreto e porta il wall splat. Ah, c'è preso quello. E anche la presa che però viene skippata. Il basso. E mi sa che c'è veramente poco da fare. Intanto ancora. Ovvero? Voglio sapere. Ah sì,
Scusi. No, si figuri, Junko-chan. Ah, potrebbe essere interessante. Ma com'era quel... Vabbè, comunque, mi scusi. Sì, infatti stiamo... Così- non lo so, vuole anche un caffè? No, dico. Grazie, non c'è. Per carità. Non c'è la Comunque, macchinetta, la presa che entra intanto di Death Adder, anche il basso, sebbene un po' di sfuggita, ancora continua con i bassi. Che forse poteva punirlo da launcher lì. Però vabbè. Niente da fare. Sì, perché quando Jundel- fa quel basso praticamente Jundel con Bob, va di Jundel col spalla. Bob sembrava a casa sua, ma è straordinariamente in difficoltà invece. Jundel non lo sta usando da molto questo personaggio in realtà. Quindi credo una cosa che potrebbe un po' influire. esatto, abbia sicuramente inciso sulle prestazioni finora. Penso che proverà, Oddio, l'ha steppato dal lato sbagliato, ma l'ha ma steppato nonostante tutto, esatto. Dicevo, più Firino meno tutti gli altri, e mi sa che invece oggi vi tenete solo alla voce di Firino, visto che comunque. Mi sa di sì. ha deciso di mettersi da parte. Quello poteva punirlo, ma non l'ha punito. Cosa che a livello di classifica è anche un po' rischiosa, hai accorciato le distanze da... Lo so, ma sinceramente... Perciò le distanze non da sono mai Sadder, stato ma- interessato alla classifica. Io guardo i tornei singoli. No. Fai un po' come Updoc su League of Legends, non mi faccio un po'. interessa il competitivo, Esatto, poi quando- sono qui solo per menare. Più o meno. No, oggi non devo Tanto giocare. attenzione, la presa al fulmicotone, ma Death Adder la strappa Approfitto adesso. sull'ultimo minuto proprio il... Già che ci sono probabilmente andrò via prima, che devo giocare ancora Devil May Cry 5 che è più importante. Ah beh, lì allora posso capire, guarda, posso capire tutto. Perché non posso giocare Giulia. Ah, ecco, bastava No, dirlo in realtà allora. è perché non avevo voglia di fare. Non avevo voglia di giocare oggi, semplicemente. Però mi hanno chiesto di venire ad assistere. E allora sono qua. Non hai mica fatto Oddio. male, Bello step. Giocare contro voglia è una cosa sbagliata. esatto. Pochi In danni qualunque- intanto. Sì, infatti gli ha allegramente strappato tutti i muscoli del culo. Quella combo a muro è terribile. Basta, ok, vabbè, terribile. Scusate se non parlo, ma stavo bisticciando con il... Stavo bisticciando con il software. Ok, Round siamo point. pronti, infatti round point dopo un attimo. Jundel proprio Finisciamo, cioè non finisce proprio. non c'ha, infatti non ci sta neanche provando. Forse non se l'aspettava. Perché in Pensava di effetti... essere magari un po' più fresh invece. Oh, Però è finito in attenzione, guardalo come flexa. count. Olè. No, Niente da fare. è quel... È durato poco il flex. Sì, perché dice... Ah, non sta punendo quella mossa che... Oh, Tanto falsata. via di spanciate. Oh, E approfitta wow. finalmente. Ah. Riesce a punire la mossa, ma... Altra Falsata. spanciata. Che figa. 17 secondi, sono un po' troppi. Rage Drive che non entra. 10 9 attenzione. Ah, No, mi sa che Mi sa che è chiusa. finisce prima. Molto prima. 2-0 per Death Adder. Bel PG lì. Nelle mani di Death Adder soprattutto. Sì, sarei più d'accordo sull'ultima opzione, Awi, sinceramente. Death Adder e Lily, una storia d'amore come quella di Rancho e Panda. Anche se lì sfioriamo proprio la fantascienza. Quello che ha fatto Rancho probabilmente entra nella categoria cose impossibili, come gli asini che volano. Beh, e la se Lega, lo e la Lega che lancia, vola. e la Lega che vince le regionali Sardegna. No, quello è successo, scusate, ho sbagliato esempio. Non so chi dovrebbe entrare in postazione, aspettiamo i nomi, ma Lo so neanch'io. se la cazzeggiano in allegria. No, credo che l'organizzatore sta giocando E quindi non si sa chi... Kiko non so dove diavolo sia. Vorrei saperlo anch'io, ma nessuno ci dà direttive. Ok, mi sa che abbiamo già il match invece. Abbiamo ok. Quindi iniziamo a tirare. Abbiamo di nuovo Reaper e di nuovo Riser.
No, sì, stanno posizionando no, loro. Vuoi che uno è a sinistra e si mette poi lei? Io non lo so. No, sembra... Vedi. Sono messi, come pensavamo, peppadder intanto in chat. Sta cadendo tutto lì. Dove sta cadendo tutto? Mi sta cadendo tutto, gli è caduta la neve. Ah. Siamo più che pronti. O meglio, dovremmo essere pronti, non ci metto la mano sul fuoco. Aspettiamo Neves e informazioni. Vediamo che cosa sceglieranno. Sceglieranno di tornare al menu principale a mortarci loro. Ottima scelta. Vediamo adesso che cosa... Ok, bene. Siamo tornati. Che non vorrei che sono tornati perché... No, ok. Stavano... Pensavo Volevano... che volessero cambiare lato per quello. No, volevano editare i controlli. Riser rimane su Jin. Nonostante la sconfitta non ha rosicato prima, quindi probabilmente oggi c'è speranza. Il training autogeno è servito a qualcosa. Reaper con Marduk. Oddio, non è così strano. Ne usa un sacco di PG. Diciamo che è abbastanza versatile Più che altro credo che l'abbia preso apposta contro Guy. per contrastare il lavoro con Jin. No, per contrastare il lavoro con Guy, più che altro. proprio. Specifico. E indurlo a quello che tutti si aspettano da Riser, cioè il Rage Quit. Quindi Riser, mi raccomando, se in postazione streaming non fare cazzate. Comunque, Iniziamo. vediamo cosa C'è ci... questo encounter subito così. Senza troppi complimenti, parte subito in float. Riser, Parte subito il il win della basso di... combo. Aia. Ottimo l'uppercut, la E anche spallata lui che non sbaglia. connette. Stanno sbagliando un po' di cose. Quella è la punizione, ma... Per carità, no, Schifala. l'ha presa Quella presa schifata è con stata un per ritardo chilometrico. È l'animazione così. Tanto da farmi pensare che stesse entrando. Ottimo il calcio, manca completamente Certo, l'opportunità del takedown. Riser mi sa che è abbastanza in forma, infatti, 1-0. F4 che vai dove vuoi con G. Sole, Whisky F4 è in pole Cambia position, bene. intanto rolling powerbomb. Il tuffo del grosso. Ottimo lo shoulder block, si rifà sotto Reaper con Marduk. Prison piena, il basso arriva! Glielo crasha. E si prende anche la libertà di strattonarlo a mo' di straccio. Ottimo Fiosissimo quel Twin basso. Piston. Altra E arriva la body slam. Ha visto che gli ha schippato la presa con 1+2 e gli sta facendo tutte le altre. Certi schemi sono duri a morire, attenzione! Perché? Mancato clamorosamente la Rage Art E l'ha e il punito male. perfect di Reaper. Riser mantiene una calma apparente come suo solito. Chi è stato? È stata una disconnessione. Normalmente qui si dà... Vabbè, non dico niente. Aida bravo. E si ricomincia dove eravamo rimasti, pegate, cioè con perché- Reaper che fa... Gli ha questo anche il tempismo della Giacomo, però non ha Appunto. infierito. Non è finito perché sta continuando a fargli allegramente il culino a paiolo. Attualmente sì. Oh, Però ottima si rifà presa. sotto Riser. Non deve avere... Cerca l'opening, prova la combo, non entra. Bella la schivata sul medio. E ancora però non c'è storia. Non c'è assolutamente storia. 1-0. No, la poi Ed eccoci qua, subito pronti per il secondo set. Subito Riser con il basso. finisce male. Uno scontro di incappucciati. Oddio. Cade da solo Reaper. Parte la combo presa Adesso che va. viene schippata. Cioè, ti giuro Vedi che ti sembrava- frega, vedi che ti frega. C'hai ragione. Fino Ancora all'ultimo, sembra che lo lancia. entra l'uppercut, entra anche la Ovviamente, presa però, perché- Shinbreaker. Credo che abbia paura molto della presa 1+2 e la schippa sempre. E attenzione però, un vecchio classico. Arriva però una... Successo? Non sono sicuro di averlo visto bene.
il replay è troppo lontano per vederlo, Questa quindi... volta uno step automatico ma gli è finito dietro. Infatti è stata una roba strana da vedere, E ma Riser strappa il primo punto. Ne dubbio. Aia. Ottimo il medio, anche il basso, di nuovo un altro Deve basso. stare fermo un attimo. Ottima la combo, una testata piena, Non sta pagando praticamente. Ok, Sì. oh, alleluia. all'incirca. Stava prendendo tutto. Ancora, Reset continua la involontario, combo. Questo no. Flotta, ottimo il calcio a martello che punisce anche a terra. Ah, lo flotta. Una Ah. flottata d'antologia. Calcolato Lucky male il Zen è giro, ma perfetto, 2-0 per Riser. Molto rischioso quel basso lì. Gli è andato bene. Se lo paga È perché è andato morto. benissimo, direi. Ancora la ginocchiata che centra il bersaglio. 2 quarti per... Ah, Bella la combo che Oh. parte. nice. Parte ottimo il juggle e ora anche il Giusto flop. all'ultimo colpo. Ancora la ginocchiata che viene però bloccata. Di Ecco nuovo il riparte il counter, Riser in e combo. finisce qua. Lo flotta e chiude così 1-1. Vado. E ora Reaper. No. Vediamo, Chi sta cercando? vediamo dove vuole andare a parare Reaper. Non c'è Mokujin. Reaper sull'art. Oh. Attenti. Vorrei dire il suo main, ma non ne sono completamente sicuro. In teoria lo è, ma diciamo che non è lui stesso molto fiducioso. Esatto, infatti l'ho visto po' effettivamente titubante titubante nella scelta. Già. Quindi non so dove voglia andare a Però gli può dare gioco. parare. Hello. Quindi vediamo adesso Jin contro l'art. E pronti per cominciare subito. Basso che entra, l'up kick non arriva. Ottimo lavoro alla combinazione. Oh. Loperri che garantisce il float. Quindi E anche il wall splat, mamma mia. E finisce qua. Lo sta usando come punching ball. 1-0 per Riser. Potrebbe essere un problema. Potrebbe essere, e lo è stato. Anche di quelli abbastanza gravi. Tanto ancora. Non si sta mai Un altro. abbassando su quella stringa. L'1-2-4 il terzo colpo è alto. Ha una variante Puntualmente media, però... puntualmente lo punisce. Ancora. Ah, anche qua. Cattiveria. Bello il juggle, lo flotta di nuovo da terra. Mancato poco per il wall splat. Non lo può lanciare lì. La distanza era interessante. Attenzione però riparte. Oh. Deve fare... Rage drive per sfondare la guardia, ma niente da fare. 1-1. Bravo. Reaper si ritrova a casa. Non può punirla con la mossa, non ho capito perché E la ora ancora elettrico che non sta tirando entra. troppo. Adesso è Reaper che sta Sta tirando veramente tanti. Se continua così ne tirerà pure. Tirerà anche i porconi tra un po', perché sì, il risultato dopo è questo sì. decisamente molto poco soddisfacente. Riser, non riesco a capire se Reaper stia perdendo per colpa sua o per merito di Riser, quindi Un È po' per difficile- colpa sua. è difficile da capire bene. Quel calcio se l'ha preso un counter 50 volte, gli sta garantendo un sacco di danni. Deve stare un attimo fermo. Un attimo di pazienza. gli serve. È stranamente molto poco riflessivo Reaper rispetto al solito, che Sta comunque avendo- Sì, però sta avendo un po' sfortuna. Reaper è uno di quelli che sa giocare con calma, eppure non ci riesce oggi. No, forse ha C'è paura di qualcosa lasciargli che gioco, probabilmente. c'è qualcosa che non c'è problema- qualcosa che non quadra. Lucky Zem Guarda un intanto attimo. di Riser che si porta a casa il 2-1 e quindi anche il match 2-1 Vabbè. è andata così. La vita è anche questo, la vita è adesso. Vabbè. Non buttiamola sul tragico. Anche perché a meno che mi sento di dare una lettura della cosa, Reaper sta cercando di giocare il peggio possibile per evitare di vincere un altro stand verticale, visto che ormai è abbonato. Parlo di questo match, ha avuto un po' sfortuna su alcune scelte. Perché quell'unico basso decente che è decente, per modo di dire, ha un basso che lo lascia più 5, ma quello stesso basso lo lascia meno infinito. Ovvero che lo possono punire pesantemente. In qualunque maniera, Ha azzeccato
qualche basso geyser e l'ha punito pesantemente. Ha influito molto anche quello. Ha seccato troppi bassi, nel senso che gliene ha concessi a quintalate proprio con la carriola. Magari se lo incontra mediterà su questo. Lo spero per lui perché Qui è andata abbastanza maluccio. Forse, dico forse, Claudio sarebbe stata una scelta migliore. in effetti mi aspettavo che il cambio fosse per andare verso Claudio, invece Tra non se l'altro n'è fatto C'è da nulla. aggiungere che gioca meglio al lato sinistro, ma non voglio andare Oh, rivediamo a alle sinistra varie il nostro Pucelle, di nuovo contro Jundel. Pucelle che settimana scorsa, chiedo scusa, all'ultima STL si è reso protagonista. È meglio non ricordare. Siete specchiati, non siete invertiti con i lati, Mhm. Ehi, fateci la così. Ehi, Ehi, aggiunge la destra. Aggiunge la destra. sì, vai lì, Così, bravi. Chiediamo scusa, stavamo coordinando gli spostamenti, che Noi diciamo sono cose che succedono. non sono io quello che... No, ho fatto un casino. Ho fatto un casotto. Fregatene. Un casotto oggi per un futuro migliore domani. Esattamente. Sempre così, ma più o meno ci siamo. Attenzione, è chiaro. Jundel rimane fedele a Bob, nonostante la scornata del match precedente. Però qui sembra che renda meglio. Vedremo. Probabilmente allora che io sappia Pucelle non conosce molto Bob. Vabbè che qui non E lo conosce infatti- quasi nessuno. Beh, non l'ho neanche mai visto spesso Bob qui nell'STL. No, decisamente no, solo Luca lo usa quando decide di usarlo. Ed è un quasi perfect per Jundel. Pucelle a questo punto sta giocando un 2 contro 1, perché c'è Jundel dall'altra parte, ma ci sono anche i suoi nervi. E sappiamo che sono stati un grosso problema. Lo hanno anche Ma evidentemente lo hanno reso protagonista di un episodio anche abbastanza increscioso nella scorsa tappa. Però comunque si sta muovendo meglio. aia. Non sta lasciando spazio ai nervi. Solo che attenzione, ottimo Rage Drive? Rage Drive di Pucelle, doppio colpo che non entra. Oddio. Il basso, cazzarola. Era una bella idea. L'ha mancato proprio di una questione di millimetri. Sì. E ancora Nel però, frattempo qui è esplosa. sì, proprio nel senso che la stava facendo saltare in aria. Pucelle non lo vedo molto tranquillo. Io non vorrei No, lei come scelta finale non è male. Infatti Pucelle decide di cambiare, solo che non so con chi. Penso Josie. No! No? Alisa! Sì? Interessante scelta, molto Non interessante. l'avrei mai detto. Dio Edo, onestamente trolling. glielo ricorda. Che scemo. Il commento di Zio Edo si può tranquillamente tradurre in lo 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 lo. Oh. Dopo la parentesi meme, direi che possiamo cominciare. Vediamo Pucelle con la Lisa come si comporta. Direi che così a occhio direi che non sta funzionando neanche Alisa. E anzi forse sta funzionando pure peggio. Forse Bob, funziona anche cambiare il peso in caso. oddio, anche. Lo stage in questo momento sta influendo molto poco, perché Pucelle non ha avuto offensive. No, decisamente. Forse non ha nemmeno le idee chiare su come usarla. Non gliel'ho mai visto usare in realtà. Infatti, Sì, infatti sembra più una scelta di nervosismo. Sembra che stia incanalando il nervosismo su questo genere. Vabbè, non so come spiegarlo, però comunque ho il capito senso il è concetto in ogni caso. è entrato in panico. E infatti Jundel ne sta genuinamente approfittando. Calcio a martello che non entra nel frattempo. E il basso che chiude. Che chiude anche il secondo round. Pucelle credo si stia genuinamente sforzando di non prendere tutto e andarsene. E apprezziamo lo sforzo, ma purtroppo la situazione è a dir poco tragica.
Quello sì è punibile. Sta provando in qualche modo, ma Ah, ha sbagliato Giundel la a suon di spanciate si sta... Dove l'ha preso? Immagino fosse Homing Ah, quello. no. E chiude Giundel sul 2-0. Secondo me Bob è da bannare. Brutto piede. Addirittura. Vabbè che anche lì si sta anche questo. No, non è quello di... Ringraziamo Giundel, gli chiedo scusa, ringraziamo... Dicevo, ringraziamo Puzzle per aver mantenuto la calma, però... Adesso sicuramente ci vuole comunque un'inversione di tendenza di qualche tipo. Senti, abbiamo finito. Non voglio dire una sciamenza. Addirittura abbiamo già finito con i pulse, mi sembra un po' complicato, un po' difficile. No, questo è l'ultimo. Blocchiamo lo stream, ce la fa, giusto? Possiamo bloccare lo streaming. Ok, mi informano che in questo momento non ci sono altri match qui per la postazione streaming, motivo per cui possiamo interrompere qui entrambi lo stream, quindi sia il tubo, sia Twitch che Facebook. E porca miseria. E quindi ci vediamo tra pochissimo, appena avremo i bracket e tutto quanto. Io non so come bloccare lo streaming, quindi... Volevo metterlo in pausa, però, Ah, sono in pausa in effetti. però non so come... No, provo a cercare il tipo e perché... Non mettete mai pausa. Non ho capito niente. Ecco. Siamo in pausa.